Buonasera e benvenuti qui a Conegliano in questo sabato 23 settembre. Benvenuti al Pala BFC, il ghetto, la tana delle tigri del basket femminile conegliano. Dopo una pausa estiva che sembrava non finire più, siamo ancora qua. Federico Cais e Fabrizio Torazza con ciao Fabri, Andrea Grava, sempre alla console per noi. il nostro genio della console Andrea Grava è qui a supportarci e io e Fabrizio faremo del nostro meglio per farvi godere questa splendida partita di basket che ci emoziona in quanto è il nostro esordio in Serie B. Fabri, abbiamo visto delle lupe di San Martino che ogni volta che le guardiamo sembrano crescere in altezza sempre di più. Che cosa ti aspetti dalla partita di oggi? Beh, intanto hai detto bene Fede, davvero grande emozione per questo esordio. Ricordiamo BFC ha fatto ormai più di 10 anni fa già il proprio esordio in Serie B, però diciamo che per questa nuova gestione, per noi soprattutto, è un vero e proprio esordio, quindi essere in questo campionato è una cosa che ci emoziona tantissimo. Abbiamo lasciato questa squadra, questa palestra il 3 giugno con delle emozioni incredibili e siamo ancora più emozionati adesso proprio a ricominciare questo campionato. Allora, è stata una lunga estate, dicevamo, sì, perché ovviamente il primo passo è stato quello di verificare e di cercare di confermare le ragazze che si erano guadagnate la promozione sul campo, le nostre ragazze. E la prima bellissima sorpresa è stata che praticamente tutte le nostre ragazze hanno chiesto di poter continuare a giocare e di potersi giocare questo campionato di Serie B. Sono state confermate tutte quante, molto volentieri dalla società. L'unica che ha deciso di non continuare perché ha deciso di smettere di giocare e l'aveva già deciso prima della fine del campionato è stata Federica Pacagnan, che comunque abbiamo subito cercato di trattenere. Siamo riusciti a inserire come, in realtà come vice allenatore, sta facendo il corso in questo periodo, in queste settimane, però è già in panchina con coach Moretto, quindi squadra assolutamente confermata e poi abbiamo cercato di rinforzarci. Bene Fabri, allora dato che ci hai raccontato di Conegliano, raccontaci un attimo invece i roster delle squadre. Partiamo dalle Lupe di San Martino. Beh, allora, società ovviamente con grandissima tradizione, basti pensare che questa società fa la Serie A1 sempre ai vertici del massimo campionato di categoria, poi con le giovani fa sia la Serie B che poi fa la serie C e anche la promozione. Bene, allora leggici pure il roster delle Lupe. Allora, sì, abbiamo con il numero 2 Maria Pilatone, classe 2007, poi Emma Meggiolaro 2008, Martina Tau col numero 8 2005, Marta Squizzato 2007 col numero 9, Gloria Malin del 2005 col numero 10, la capitana Lara Varaldi con il numero 11, Linda Matilde Alessio col numero 15 del 2006, Valentina Meggiolaro, la più vecchia, diciamo la più anziana, del 2002, 21 anni, con il numero 21, e poi Daba Diacumpa del 2005, Arianna Rado del 2004, quindi squadra giovanissima. L'allenatore è Marco Turi e l'accompagnatore è, scusate, il primo assistente Michele Parolini. Bene, dall'altra parte invece BFC Conegliano risponde con Livia Torazza, la giovanissima Livia e il nostro capitano Francesca Marchioni, Sara Colombi, Maia Tramontin, Elvira Bona, Serena Marton, Sara Cazziola, Rebecca Botter, Giorgia Zanardo, Giulia Tronchin, Marta Maschietto e Marta Sponchiado. Abbiamo iniziato subito con un'ottima azione delle Lupe che hanno trovato subito la via del canestro e hanno sbloccato così la partita. Raccontaci Fabri dello starting five delle Lupe. Ma allora, avete visto Arianna Rado, classe 2004, ragazza davvero molto lunga, nazionale under 19, ma in campo abbiamo anche Meggiolaro 2008, subito col numero 5, e poi abbiamo Martina Tau con il numero 8, Pilatone, classe 2007, con il numero 2, e poi abbiamo appunto Daba Diacumpa 2005, l'altra lunga. Tanto perdiamo palla, ancora le Lupe di nuovo in attacco, aveva segnato subito Arado da sotto. Sì, in questa azione a dire il vero Conegliano è stata particolarmente sfortunata, il movimento di Marta Maschietto era
molto interessante, ma la palla non è entrata. Dall'altra parte altrettanto interessante l'azione della numero 20 delle Lupe di San Martino, che non ha trovato la via del canestro ed è rimessa dal fondo a favore delle Lupe. Sì, vedete sempre Arianna Arado ancora una volta che va a giocarsi la spalle a canestro contro la nostra Marta Maschietto. Ovviamente Marta Maschietto prende diversi centimetri e quindi un altro canestro per la numero 28. Dall'altra parte Capitan Marchioni che si iscrive a questo nuovo ed ennesimo campionato per lei con una bomba dai 3 punti, facendo subito, lanciando subito un messaggio dicendo io ci sono. Assolutamente, molto bene qui Francesca, anche perché appunto dall'altra parte le Lupe stanno trovando un mismatch favorevole, stanno cercando appunto di calcare la mano su questo e ci mettono in grande difficoltà. Adesso vedete Arado ha tirato il raddoppio e poi ha riaperto per Pilatone che ha sparato dai 3 punti, ha sbagliato ma era un buon tiro. Dall'altra parte il passaggio è troppo lungo anche per una Serena Marton che avrebbe già potuto incominciare con uno dei suoi celeberrimi tuffi, vero Fede? Sì, esattamente, ci ha abituato a cose incredibili, quindi ormai non ci sorprendiamo più di nulla. Questa volta però Serena non è riuscita a controllare il passaggio che era effettivamente lungo. Era troppo anche per lei, si muove molto bene sotto canestro Arado, però sbaglia e Maschietto dall'altra parte va a attaccarla, di nuovo Marchioni dai 3 punti, questa volta è impreciso il suo tiro ma si lotta a rimbalzo. Sì, e Marta Sponchiado riesce, diciamo, di esperienza a far andare la palla sulle mani dell'avversario, a guadagnarsi la rimessa laterale che verrà battuta da Capitan Marchioni, ecco che... Ecco, dicevi Marta Sponchiado, allora andiamo a vedere le new entry anche di questa stagione 23-24 per il DFC. Una ha la palla in mano adesso, Rebecca Botter, ex Presiano, ex Marghera, una giocatrice molto atletica, molto intensa, molto forte a rimbalzo, che ci può dare sicuramente una mano in area. Vedete adesso recupera un pallone, parte addirittura in palleggio per servire Serena Marton Va che bene. subisce fallo. Fabri, c'è subito un fattore, scusami se ti interrompo, ma Vai, abbiamo un Capitan Marchioni che a dispetto dei suoi 22 anni ha piazzato subito 5 punti, una palla rubata fondamentale che ha permesso a Serena Marton di aprire il contropiede e prendersi un fallo. Quindi ottimo impatto del nostro capitano su questo campionato di Serie B. Altro innesto, dicevamo proprio la numero 24, che è Marta Sponchiado, giocatrice NPT, giocatrice del 2006, giovanissima ma molto molto brava, molto molto intensa. Adesso è Serena con un tiro alla Navarro che va a segnare dalla media per il 7-4 per BFC. Prodezza quindi Serena Marton che ha tirato fuori equilibrio, però è riuscita con la mano a disegnare una traiettoria dolcissima che è andata a insaccarsi. Qui perdiamo il rimbalzo in attacco, o meglio in difesa, o meglio sporchiamo la palla e quindi sarà rimessa laterale a favore delle Lupe. Diciamo che rendiamo parecchi centimetri, scusate, mediamente alle nostre avversarie, quindi probabilmente soffriremo un po' a rimbalzo. Però diciamo che ci siamo. C'è Serena Marton che fa uno splendido assist per Rebecca Botter che va a iscriversi a referto. Adesso è proprio lei a fare fallo però su Daba Diacumpa che aveva preso bene in posizione spalle a canestro. Bene, quindi tra Daba e Rebecca per ora si è anche qui un duello estremamente interessante alla luce di questa partita. Fabri, cosa ne pensi? Sì, anche perché comunque San Martino, pur essendo una squadra molto giovane, sta giocando con grande ordine, sta sfruttando tutti i vantaggi. Adesso vedete un bellissimo tiro proprio di Pilatone che esce e si smarca molto bene, ma poi sta sfruttando proprio le giocatrici spalle a canestro, servendole con continuità. Dall'altra parte proprio Rebecca Botter che segna ancora per l'11-6 per Conegliano, a quasi metà del primo quarto. Poi difesa sempre molto aggressiva di Marta Sponchiado, questa è una ragazza assolutamente valida, che mette tanta intensità in campo sia in attacco che in difesa e ha anche un ottimo tiro dalla distanza. E qui è Marta Maschietto che è costretta a fare fallo sulla forte avversaria a cui appunto rende più di qualche centimetro e quindi Marta oggi dovrà tirare fuori veramente tanta esperienza nonostante la sua giovane età per riuscire a venirne fuori da questo
scontro, che sembra un po' impari appunto per statura, però abbiamo grande fiducia nelle qualità di Marta. Sì, tra l'altro Arianna Rado, pur essendo, credo, ben sopra l'1,85 m, ha degli ottimi fondamentali. Avete visto che è partita anche fronte a canestro in palleggio, quasi come una guardia. E dall'altra parte Rebecca Botter, che invece attacca in palleggio come una guardia, e Capitan Marchioni che spara ancora dalla distanza. Vedete Marta Sponchiado a mettere le mani letteralmente sul pallone, guadagnarsi una palla contesa. Molto bene Marta e molto bene anche gli amici che ci stanno seguendo in questa diretta YouTube. In particolare salutiamo Shinigami Dice, che è probabilmente un nostro nuovo ascoltatore o magari semplicemente ha cambiato nickname, ma vi invitiamo a scriverci, a lasciarci messaggi e soprattutto a seguirci perché oggi c'è una grande novità, Fabri. Ne vuoi già parlare ora? Eh beh sì, anticipiamo subito questa cosa che comunque avevamo già, diciamo, comunicato attraverso tutti i nostri social, cioè il premio di MVP che già dall'anno scorso era una tradizione delle nostre dirette. Il premio MVP ha trovato la sponsorizzazione dell'azienda vinicola Bazzo Wine e quindi diventa l'MVB Bazzo. Quindi diamo la possibilità a tutti i nostri ascoltatori di collegarsi attraverso il codice QR che abbiamo pubblicato, anche attraverso il link che abbiamo pubblicato nella chat di YouTube, per poter votare la miglior giocatrice della partita, che ovviamente può appartenere sia alla squadra di casa che alla squadra ospite. La giocatrice vincitrice sarà premiata con una bottiglia Magnum di spumante Bazzo, appunto, al termine della partita. Assolutamente, quindi quest'anno abbiamo intenzione di fare le cose veramente sul serio. Il nostro piacere sarà intervistare la giocatrice che il pubblico da casa definirà MVP e, e naturalmente possiamo già avere comunque dei voti. A quanto pare state già votando. Ricordiamo che nonostante noi siamo degli ottimi telecronisti, non vale votare per noi, Fabri, giusto? No, purtroppo siamo stati esclusi da questo contest che probabilmente avremmo vinto a mani basse, diciamolo Fede, no? Secondo me c'era una certa preoccupazione da parte dello sponsor perché avrebbe dovuto ogni volta tirar fuori due bottiglie perché avremmo vinto ex aequo, credo, e quindi per motivi di budget siamo stati esclusi, ma tuttavia ricordiamo al pubblico che ci sta seguendo anche qui dal palazzetto che noi comunque se ci portate su una birretta o uno spritz non ci Non ce la arrabbiamo, anzi prendiamo, non la mettiamo sul potrebbe rendere personale, la telecronaca anche più anche più fluida. sopportabile anche per voi. E Assolutamente. intanto è entrata, mentre noi ci dilungavamo sul Buzz Wine Contest, è entrata nella partita anche Maya Tramontin, intanto uno splendido canestro in mano sinistra di Marta Maschietto, ed è entrata anche Giorgia Zanardo, l'eroina diciamo delle finali dell'anno scorso, insomma, quando poi Ah sì. in gara 2 e gara 3 ha veramente si è presa delle responsabilità che per la sua giovanissima età veramente ci hanno stupito, e ha messo sicuramente un mattoncino molto importante nella vittoria di quei playoff. La vediamo sempre molto aggressiva, intanto è mezzo Stoppona largo qui. andare sotto canestro a Stoppatona. prendersi però la stoppata. Stoppatona di Rebecca Botter che va a fermare l'azione delle lupe e d'altra parte anche un fallo che viene guadagnato da Marta Maschietto e adesso c'è un time out chiamato dal coach ospite, corretto Fabri? Sì, sì, è un time out di Marco Turi che vuole parlarci sopra sulla situazione di 13-7 per il BFC a 4:23 dalla fine del primo quarto. Ci prendiamo un time out anche noi.
e con l'organetto NBA che ha ricominciato a suonare dopo 2 mesi qui al Pala BFC. Siamo di nuovo qui al primo periodo di questa prima partita di campionato di Serie B tra Lupe di San Martino e BFC. Mandiamo un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo, in particolare Ola Raul da Barcellona che ci sta seguendo, quindi ricordiamo che queste dirette permettono anche alle persone di tutto il mondo di vedere le partite del basket femminile conegliano e di tutte le squadre che abbiamo l'onore di ospitare qui al Pala BFC. Sì, infatti salutiamo anche gli amici dall'Albania che sicuramente stanno seguendo la nostra Sara Colombi e tutti quelli che ci seguono da qualsiasi parte del mondo. Ancora Marchioni dai 3 punti, un errore. Comunque dobbiamo dire un buon inizio per il BFC fino adesso. Sottolineiamo il fatto che comunque 2 assenze importanti. Allora, la prima è quella purtroppo di Silvia Ostan che è ritornata quest'anno, era l'ulteriore rinforzo che abbiamo avuto. Ritornata quest'anno, si è infortunata al ginocchio in amichevole a Marghera, deve fare ancora degli accertamenti, però purtroppo non è disponibile in questo momento. E poi infortunio alla caviglia anche di Maddalena Moretto, playmaker titolare della squadra, quindi diciamo un BFC comunque a ranghi ridotti oggi. Prova. Adesso è Marchioni e adesso è Maschietto che da 2 sbaglia. Il rimbalzo è per Arado, poi abbiamo Squizzato che supera la metà campo e va a impostare la manovra, sempre pressata da Giorgia Zanardo, completamente libera. Malin da 3 sbaglia, non prende neanche il ferro, però si lotta a rimbalzo e Tramontin a guadagnarsi il possesso della palla. Poi abbiamo Rebecca Botter che va a sbagliare da sotto, purtroppo si abbatte un po', ma deve tornare prontamente in difesa. Adesso sempre Arado che va a scaricare per Pilatone, mi sembra. C'è un fallo a rimbalzo. Diciamo Fabri che nell'entrata precedente Rebecca Botter probabilmente stava puntando a prendersi un fallo che invece non è avvenuto, la difesa delle Lupe è stata pulita. Sì. E Rebecca non è riuscita a insaccare. Attaccare il ferro con un po' più di convinzione per cercare il canestro invece che cercare il fallo. Tant'è cambio per Capitan Marchioni, entra nella partita anche Sara Cazziola. Dall'altra parte pulitissimo, davvero pulitissimo il tiro di Lessio, mi sembra. Non riesco a vedere il numero sinceramente. E adesso poi una palla recuperata da Squizzato che va a passare a Diacumpa che perde il pallone, lo recupera, chiusa da Maschietto. A rimpostare il gioco Malin per Varaldi che perde la palla. Intanto siamo intervenuti, c'era un piccolo problema tecnico col microfono che è stato sistemato. In questo momento però c'è anche un piccolo problema tecnico con il BFC che si è fatta praticamente recuperare tutto il vantaggio che era riuscita ad avere. Quindi e va peccato. San Martino a pareggiare con Capitan Varaldi dopo l'assist di Tramontin per Squizzato. Sì, chissà cosa. Segnato, perde un'altra palla Tramontin. Dai Maia, non mollare però. Diacumpa che va a segnare da sotto per il vantaggio del 15-13 ed è a sì. 1:39. Si dispera coach Moretto in panchina. Sì. Adesso non vorrei, diciamo, essere nelle ragazze perché coach Moretto, secondo me, adesso deve trovare la maniera di veicolare questa arrabbiatura che si è preso, perché vedersi fumare così tutto il vantaggio in pochissime azioni è veramente un peccato. BFC aveva costruito molto bene un vantaggio in questo primo periodo, ma poi c'è stato un attimo di defiance e le Lupe in un attimo si sono riprese tutto quanto e sono addirittura avanti di 2. Diciamo che, come direbbe Dan Peterson, le Lupe hanno ribaltato l'inerzia di questa partita che era a favore di BFC, ma adesso sicuramente coach Moretto ha tirato fuori la griglia e sta preparando un po' di carne per... Penso proprio di sì. Quindi cosa dirà ora coach Moretto? Chi lo sa. Anzi, probabilmente per usare una metafora dantesca dirà: fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, e quindi spingere le ragazze del BFC Conegliano ad andare oltre le colonne di Ercole della loro paura e del loro rispetto per una squadra assolutamente importante come
le Lupe di San Martino, che ha una grande storia, una grande tradizione, ma è arrivato il momento di fregarsene anche di queste cose e giocarsela a faccia aperta, senza paura, come hanno fatto per quasi tutto il primo periodo le nostre ragazze di Conegliano. Adesso si alza la difesa delle Lupe, guardate, organizzata tra l'altro molto bene, facciamo fatica, anzi non riusciamo a superare la metà campo, un altro recupero per scusate, per Daba Diacumpa, e una palla persa per Conegliano, poi è Serena Marton a subire fallo, ovviamente l'assenza di Maddalena Moretto, che è il playmaker titolare di questa squadra, si fa sentire, ma dobbiamo dire che tra i rinforzi arrivati in estate c'è anche Giulia Vettori, ragazza del 2002, ragazza molto giovane ma molto promettente, già con dei trascorsi in Serie A, purtroppo reduce da grave infortunio al ginocchio, ma in via di guarigione, si sta già allenando con la squadra da quest'estate, e poter inserire anche lei nel ruolo di playmaker sicuramente darà qualche chance in più alle coneglianesi. Adesso un errore di Tronchin. Peccato, il tiro di Giulia è uscito di pochissimo e le Lupe sono a più 3 con palla in mano per quello che potrebbe essere il penultimo possesso del primo periodo. Squizzato dai 3 punti, sbaglia, si lotta a rimbalzo, fa valere i suoi centimetri e la sua elevazione Daba Diacumpa, però Sì, è poi Maschietto a recuperare la palla, Tronchin per Cazziola, ancora Maschietto che può attaccare fronte a canestro, brava, mano sinistra sbaglia, non è neanche semplice perché comunque rende diversi centimetri sia ad Arado che a Diacumpa. assolutamente, era riuscita a trovare uno spiraglio per tirare, ma probabilmente è arrivata con la mano debole in quel frangente, non è riuscita ad avere la forza per mirare il canestro. Dall'altra parte sono le Lupe, la cui azione viene sporcata, però molto bene, trovano un Allora, tiro. trovano un tiro molto bene con Capitan Varaldi, trovano un ottimo canestro, ma ottima difesa di Giulia Tronchin comunque. Adesso è Serena Marton ad attaccare, a subire il fallo. Era il Molto massimo bene, che poteva fare qui Serena, è stata assolutamente. molto intelligente. E questa è stata una mossa intelligente da parte di Serena, forse una mossa un po' ingenua da Sì, parte di San Martino, perché San Martino ha la già in bonus, giovanissima numero 9, che va a fare effettivamente. anche il secondo fallo. Sì. Marta ha squizzato e quindi da 2 tiri liberi a Serena Marton a 2 secondi dalla fine del primo quarto. È corto il primo tiro per Serena. E comunque l'azione di San Martino è stata coerente con le ultime azioni in cui hanno sempre alzato la difesa fino in maniera veramente pressante, anche rischiando falli. Effettivamente ne hanno fatti 2 nelle ultime 3 azioni difensive. Segna il secondo Serena 15-19 e adesso un Ave Maria di squizzato da 3 quarti campo che non colpisce il ferro. Quindi Ah primo no. quarto 19 Lupe di San Martino di Lupari, BFC 15. Sì, un primo quarto che è stato veramente altalenante. Abbiamo visto partire benissimo le Lupe a razzo, poi Conegliano aveva incredibilmente messo a tacere le giovani avversarie, tuttavia poi l'esperienza, la classe e sicuramente un gran lavoro che viene fatto a tutti i livelli del settore giovanile delle Lupe ha fatto vedere quanto bene queste ragazze sono cresciute, si sono riprese in mano la partita e sono ora più 4. Comunque BFC, insomma, in questo campionato di Serie B Ci può sembra stare, che ci dai, mi sembra sia, eh? che le Ci ragazze siamo. siano qui, eh, siano qui per giocarsela, assolutamente. Quindi è questo il segnale che volevamo avere e quindi questo ci rasserena molto. Adesso manca un minuto alla ripresa del gioco, facciamo una piccola pausa e poi ripartiremo con il collegamento.
E siamo qui, Conegliano, per questo secondo periodo della prima giornata del campionato di Serie B, che vede in una partita che vede scontrarsi le Lupe di San Martino contro il basket femminile di Conegliano. 15-19 alla fine della prima frazione, possesso per San Martino, subito pressione di Conegliano che vuole rimettere le mani sulla partita, ma vedete come gioca molto bene San Martino di Lupari, ma gioca altrettanto bene Rebecca Botter che va a stoppare addirittura, esatto, come ci suggerisce il sempre presente Tommy Torazza qui in console, not in my house da parte di Rebecca, e dall'altra parte Marta Sponchiado che riapre per Tronchin, poi ancora Sponchiado che può attaccare perché ha un vantaggio, invece perde la palla purtroppo. E parte come un treno il contropiede di San Martino che va a segno. Chiuso molto bene Sì. da Gloria Malin. Non siamo riusciti a tenerla. Cosa succede, Fabio? Non ci stiamo credendo abbastanza in questo caso, secondo me. Ma allora, sicuramente le nostre avversarie stanno mettendo ottima pressione, però dobbiamo un po' ritrovare un po' di lucidità. Intanto serviamo molto bene Botter sotto canestro, poi è Serena Martonda 2 che sbaglia, si lotta a rimbalzo. Ne esce ancora Malin e poi spalle a canestro, molto forte Capitan Varaldi, però chiusa molto bene da Marchioni che poi esce anche in palleggio dal raddoppio. Serena Marton che cerca una maniglia per controllare questo pallone, la trova, subisce fallo. Ancora qui Serena molto esperta nell'accentuare forse un po' il contatto che comunque c'è stato, il fallo è assolutamente corretto e probabilmente era il massimo che Serena poteva ottenere dopo che si era un attimo complicata la vita con questo passaggio dietro la schiena e aveva rischiato di perdere la palla. Adesso è lei che effettua la rimessa laterale, Conegliano è sotto di 6, sta scivolando pian pianino sempre più in basso, ma adesso dobbiamo trovare un po' più di fluidità per trovare il ferro. Tronchi con la palla che serve benissimo Botter che fa fatica a controllare, riapre per Marton che va a subire un contatto, poi Marchioni dai 3 punti. E questo è un miracolo, non è un canestro. Sì. Intanto perché con una manona davanti è riuscita a trovare una traiettoria veramente interessante. Veramente, con il difensore che stava uscendo, che gli ha messo una mano in faccia, Francesca che sta giocando su una gamba e mezzo, diciamolo, riesce a trovare il canestro dei 3 punti e a portare a meno 3 Conegliano. Adesso dall'altra parte San Martino, è corto il tiro, si lotta a rimbalzo, ancora una volta Arado riesce a contestare questo rimbalzo e quindi sarà una rimessa per le ragazze ospiti. È molto interessante farvi vedere come a rimbalzo, anche quando non prendono la palla le atlete di San Martino riescono comunque a spostare l'equilibrio della giocatrice di Conegliano. E Marchioni recupera un altro pallone che non si capisce come, perché veramente è riuscita a mettere le mani sul pallone andando a fare una rotazione difensiva. Adesso cerchiamo bene Rebecca Botter, dall'altra parte Marta Sponchiado, ce l'ha questo tiro, è corto ma brava Rebecca, è bravissima Rebecca Botter, no. Poi sfortunata, ma vedete com'è su tutti i palloni, li tocca tutti, molti, riesce anche a controllarli, poi sfortunata ma non si deve demoralizzare secondo me, perché comunque sta mettendo tantissime energie, sta dando un grossissimo contributo dentro l'area. Sì, e tutto questo nonostante appunto abbia una giocatrice da marcare assolutamente scomoda e molto alta. Quindi benissimo Rebecca. E anche Marta Sponchiado continua a mettere grossa pressione sul palleggiatore, non permette di iniziare facilmente l'azione difensiva. Dall'altra parte poi invece probabilmente Marchioni è costretto a un fallo su Gloria Malin che aveva preso davvero bene posizione con profondità dentro l'area. Sul cubo del cambio abbiamo Sara Colombi che dal cambio ha una buona Giulia Tronchin, soprattutto come tipo di atteggiamento, come tipo di energia. Sì, intanto notiamo che Marchioni sta facendo veramente fatica, però sappiamo quanto tenace sia il nostro capitano, quindi abbiamo grandi speranze nonostante si veda quanto stia soffrendo. Tra l'altro secondo fallo per lei, vedete come le avversarie proprio cerchino la giocatrice marcata da lei, ma Botter ancora una volta va a stoppare, poi Arado in qualche modo recupera il possesso della palla e va anche a fare canestro. Adesso è Serena Marton supera la metà campo, sempre pressata da Emma Meggiolare, classe 2008, ricordiamo. Adesso Colombi che cerca probabilmente di segnare nei canestrini che ci sono fuori
dal campo. Sì, fuori misura questo passaggio di Sara che aveva visto libera Francesca Marchioni, ma non è riuscita a servirla. È stato grandissimo lavoro qua di Marta Sponchiato. Mi è piaciuta Bravissima, molto, bravissima, moltissimo questo. bravissima. Si lamenta perché dice che poi l'ultima a toccare era stata la sua avversaria. Sì, vabbè, questo ovviamente non spetta a noi giudicare, ma sicuramente era contestabile da una parte e dall'altra questo ultimo tocco. Però ottimo il suo atteggiamento, vedete, sempre a mettere pressione, sempre a infastidire, a non permettere di giocare. Adesso subisce una penetrazione e recupera. E forse sembrava avesse recuperato la palla perché comunque è riuscita a tenere benissimo Sì, la numero 5, Emma Meggiolaro. Adesso non ecco, ho capito che il quindi, possesso sia ma giallo-nero. allora secondo me perché mentre Marta stava uscendo dovrebbe aver toccato la palla, ma non ne sono sicuro. Da casa potrebbero darci o meno conferma. Attendiamo i vostri commenti su YouTube. Intanto ancora Rebecca che ruba palla, ma peccato. Peccato perché aveva rubato palla, poi in realtà non è riuscito a controllarla e poi molto brave le avversarie a servire sotto canestro. Sì, ma in Ancora questo una volta momento Iacupa. Fabri devo dire che ci sta girando un po' male perché negli ultimi rimbalzi c'eravamo e abbiamo perso la palla per dei contatti fortuiti, peccato veramente. Sfortunata anche Daba Diacumpa su questo primo tiro libero. 10, quasi 11 punti di media l'anno scorso per lei in Serie B. 25 tra l'altro contro Montecchio. Sbaglia anche il secondo perché gliel'ho guffata in maniera veramente Beh, era una gufata costruita di d'arte, sentenza, ma... non era una guffata. Ancora cerchiamo Botter, molto bene spalle a canestro, lei non controlla ma probabilmente ha sporcato la palla Sì, la palla è finita sul piede Baldi. dell'avversaria e quindi sarà O a rimessa laterale in Radovic. attacco per BFC che si appresta a battere la rimessa. Esce, scusami, Marta Marta Sponchiato, Sponchiado, rientra Giorgia ottimo Zanardo. lavoro. E Giorgia Zanardo che anche lei è assolutamente asfissiante. Dobbiamo usare questo atteggiamento, Fabrizio, per portare questa partita in un binario di parità. Sì, sì, sicuramente dobbiamo partire dalla nostra intensità difensiva, che è quello che ci ha caratterizzato in questi anni e che ci ha permesso di avere un certo tipo di soddisfazione. Adesso è fallo in attacco, credo a Rebecca Botter sul blocco, se ne accusa anche, quindi nessun problema, ma ci Scusami sta. Fabri, ma per me che sono meno esperto di te di basket, spiegami la dinamica di questo fallo. Ma allora, purtroppo intanto è il secondo fallo per Rebecca Botteri, questo non è assolutamente una buona notizia per Coach Moretto e per tutti noi tifosi del BFC. Niente, Rebecca ha cercato di, come si dice, sistemare un po' la posizione, si è spostata facendo il blocco e questo non si può fare nel momento in cui si va a bloccare in attacco per smarcare una propria compagna, bisogna mantenere la propria posizione, non si può andare a cercare l'avversaria diciamo, uscendo dal proprio cilindro di gioco. E in questo momento è fallo anche di Sara Colombi che anche lei deve curare un mismatch importante contro l'avversaria. E quarto fallo per Conegliano in questo secondo quarto, quindi anche questa cosa non ci aiuta. Siamo già in bonus a 6 minuti alla fine e poi subiamo tantissimo a rimbalzo. Un Sì, po' ci sta per la differenza fisica, però stiamo subendo troppo. Adesso Marchioni ovviamente non riesce a contenere l'esuberanza atletica di Acumpa. sì, si è spostata, altrimenti per lei sarebbe stato il terzo fallo. Adesso chiude il palleggio, Marta Maschietto, poi un passaggio simile a quello Sì, precedente secondo me il di coach deve aver fatto Colombi. dei passaggi in quell'asse lì perché stanno venendo naturali e Però credo purtroppo, che proprio purtroppo Moretto voglia un po' chiarire questa cosa del no, adesso passaggio di... volevamo capire chi era seduto lì in prima fila perché magari... Forse stiamo cercando di servire il nostro medico sociale, Esatto, la vabbè. dottoressa Leiballi. Va bene, dai, su questo time out di Coach Moretto, un time out anche per noi.
Quando vuoi. Allora, se da una parte si è sentito un 1-2-3 Lupe e dall'altra non ho ben capito arriva dopo il 3 per Conegliano, sicuramente però sono 7 i punti che dobbiamo recuperare in questa partita che si sta complicando un pochino in questo secondo quarto. Non c'è da disperarsi, però dobbiamo trovare una chiave di lettura diversa per arrivare più vicini a canestro e soprattutto per non perdere tutti questi rimbalzi che in questo momento hanno portato le Lupe a un +7. Sì, diciamo che le nostre avversarie che già non sapevamo molto talentuose, molto preparate e molto in crescita, ovviamente essendo una squadra molto giovane, sono anche ben disposte in campo, quindi riescono a organizzare, a organizzare la manovra d'attacco molto bene, a trovare sempre le giocatrici che hanno un vantaggio, come ad esempio in questo caso decisamente Arianna Rado, che sia fisicamente che atleticamente dentro l'area ha un vantaggio sulle dirette avversarie. Adesso forse passa in partenza di Colombi, che però invece va a subire un fallo molto bene, Sì. ci crede fino in fondo, saranno 2 tiri liberi per lei. Sì, ha aspettato di avere un po' di specchio libero per vedere il ferro e poi quando era il momento di tirare ha preso una manata. Ci voleva questo fallo, sono solo due i falli anzi tre i falli che hanno fatto le Lupe in questo quarto e a mio avviso questo è indice che non stiamo mettendo in campo proprio tutta l'intensità che invece eravamo riusciti a dimostrare nel primo quarto per gran parte di esso. Segna il secondo Sara Colombi, 19-27 a metà della seconda frazione di gioco. Adesso è Martina Tau a impostare la manovra, da sola va fin sotto, sbaglia, anche ben ostacolata da Sara Colombo, poi Marta Maschietto che guida il contropiede per Cazziola. Colombi che riapre il gioco, ma lo riapre in maniera un po' imprecisa. Sì, un po' imprecisa, un po' leggibile più che altro, ma per fortuna per noi la palla esce, altrimenti ci sarebbe stato un altro contropiede delle Lupe che ci avrebbe messo in difficoltà. Ma è palla nostra, siamo a -8, inventiamoci qualcosa per ridurre lo svantaggio. 7 secondi alla fine di questa azione, Serena a subire diversi contatti e poi Marta Maschietto che finta molto bene, poi subisce un contatto, gli arbitri dicono che è tutto regolare. Perdiamo la palla in attacco. Sì. Sul cubo del cambio abbiamo Botter che dà un cambio a Colombi. Hanno costruito un muro degno dei Pink Floyd, le Lupe sì, in difesa. Davvero molto ben organizzate sia in attacco che in difesa, chiudono molto bene, aiutano al lato debole, davvero brave queste luparensi. Vedete poi come con le due lunghe provano a giocare alto-basso, poi invece ribaltano il lato, è squizzato da due, un buon tiro. Arriva forte a rimbalzo Lessio, ma c'è Marta Maschietto che poi apre anche il contropiede per Giorgia Zanardo, che preferisce giocare. Ancora dei contatti. Chiude il palleggio Giorgia. E questo è stato l'errore principale. Poi va a chiudere. Sembrava sfondamento. In rotazione potesse recuperare la palla. Invece il canestro ancora per San Martino. 29-19. 10 punti di scarto per San Martino. Cazziola con la palla. Botter che può attaccare, riapre per Marton che non controlla, subisce un fallo, un altro contatto, poi Maschietto però siamo troppo vicine e gli arbitri forse stanno concedendo qualche vantaggio di troppo, ci mette un po' una pezza Maschietto. Sì, ci sono stati dei contatti, Fabri, che a mio avviso avrebbero potuto essere fischiati. Come si dice, ci stiamo facendo mettere le mani addosso, però magari mezzo fischio rimetterebbe anche forse le cose un po' sui binari giusti. Noi però siamo troppo distanti. Ecco adesso un buon raddoppio sto canestro, dall'altra parte un tiro da 3, erano suonati 24 secondi ma in realtà era ancora valido il gioco. E poi un fallo in difesa di Martina Tau. Serena dall'alto della sua grande esperienza, dall'alto dei suoi 19 anni, si sta guadagnando dei falli molto importanti. Ovviamente sono 19 anni giocati sempre a basket, quindi valgono di più, e molto bene perché abbiamo almeno riportato le Lupe alla soglia del bonus e adesso
dal prossimo fallo in poi potremmo anche tirare i liberi. Comunque siamo a -8 e quindi è durissima qui. Facciamo fatica a fare la rimessa, infatti perdiamo la palla con Cazziola. Poi giocano molto bene, vedete come aprono bene il campo, gli spazi, poi fanno anche, rinunciano a qualche tiro per qualche extra pass. Adesso è però Botter a condurre il contropiede, un palleggio un po' alto per lei. Zanardo che non controlla benissimo, Cazziola con la palla. Si lamenta perché le compagne non si mettono a posto. Rischiamo sempre con questi passaggi, poi perde la palla Sponchiado dall'altra parte, situazione di 2 contro 1. Vedete come mantengono il vantaggio continuando a muovere la palla, poi forse un'infrazione di passi. Riceve Molto con i molto piedi per terra, fa un interessante. salto sul posto e tira. Molto molto interessante il gioco delle Lupe che veramente riescono a far girare veloce la palla, a tirare con sempre libere e quindi prima o poi ci puniranno questi tiri nelle ultime due azioni Sì, perché fortunatamente stanno tirando tiri molto aperti, molto quindi aperti. e si vede che hanno comunque una meccanica di tiro, quasi tutte queste ragazze, molto molto pulita. Quindi bisogna fare molta attenzione. Subito la doppiata Sponchiado, no? Va ad attaccare contro Spizzato, supera la metà campo, può attaccare campo aperto. Zanardo, spalle a canestro, Maschietto che si guadagna un po' di spazio e Sì. poi va a segnare di pura voglia, di pura volontà. Brava Marta qui che Sì. subisce comunque anche un contatto dopo il tiro, quindi assolutamente Marta sa che può diventare un fattore e lo deve diventare, Però anche perché guardate come giocano davvero bene queste ragazze di coach Marco Turi, muovono la palla benissimo sul perimetro e vanno a cercare in maniera chirurgica i vantaggi che hanno dentro l'area. Davvero, davvero ben organizzato il loro gioco, no, infatti davvero. assolutamente tanto di cappello anche per un neofita del basket come me, vedere la palla girare con questa velocità e con questa precisione è un vero piacere, quindi complimenti alle nostre avversarie. Sbaglia il primo tiro libero Daba Diacumpa e invece solo rete per il secondo tiro, ma c'è un. Proteste del 25 nero? No, non ho capito. Ah, E esultanza quindi esagerata, non ho notato. chiediamo lumi al Al Grava, nostro Grava tecnico, ci dica, ci dica. regista, arbitro, Andrea Grava. Cosa è successo, Andrea? E quindi fallo tecnico? Beh, sembra, possiamo dire che mi sembra un po' fiscale come fischio, però. Più che Anche se no, poco a altro favore. sì, è fiscale e magari è un attimo così in contraddizione con alcuni contatti che non sono stati fischiati fino a prima. Ce lo saremmo aspettati magari da un metro arbitrale un po' più rigido, invece qui eravamo abbastanza aperti, comunque non ci lamentiamo perché almeno riduciamo a 6 lo svantaggio che abbiamo e abbiamo palla in mano con Elvira Bona che batte la rimessa ed è sempre un grande la difficoltà per Conegliano per portare avanti la palla. Lo fa Maia Tramontini in questo momento. Che Facciamo davvero libera fatica a controllare la Marta palla, poi Sponchiado. Sponchiado che va a attaccare Squizzato che è altrettanto asfissiante, per Sì, sì. usare un termine che hai utilizzato prima. Bellissima questa azione però da parte di Conegliano, sbaglia purtroppo Rebecca Botter, ma devo dire che abbiamo giocato altrettanto bene in attacco, isolando dentro l'area Rebecca. Sì, dobbiamo continuare così, questa è veramente un'ottima lettura. Così come Marta Sponchiado adesso cerca di limitare il gioco dell'avversario, la Pilatone però ci prova da 3, un tiro un po' forzato ma stava per inventarlo. Ed è proprio Sponchiado, fortissimo a rimbalzo, e poi una buonissima Brava, palla di Maia Tramontin per un'ottima Rebecca Botter che segna anche dalla media. brava Maia qui che si è ritirata su dopo essersi un po' demoralizzata nel primo periodo. Dobbiamo fare questo Maia. Elvira Bona Bene molto Elvira, bene. chiudere spalle a canestro, adesso è Passa in Capitan Baraldi partenza che parte Fabri. bene, forse sì, e dopo un tiro davvero fuori misura, Attenzione. però ancora paghiamo a rimbalzo, e poi un tiro da 3 punti e ancora non riusciamo, anzi riusciamo a controllare, poi Marta Maschietto, Botter può attaccare, adesso sceglie la mano destra, riapre per Elvira Bona che riapre per Tramontin. Molto bene. Mamma Allora, è mia. stata davvero un'ottima azione e abbiamo preso un tiro aperto con Smocchiado che, ripeto, è un'ottima tiratrice dai 3 punti, quindi credo che coach Moretto possa essere felice anche di questa transizione che comunque non è andata a buon fine. Ultimi 10 secondi della frazione.
5 secondi. Brava! 3 secondi. Deve tirare, forse stava un altro palleggio, ma va bene così. Ci va bene così perché secondo me negli ultimi minuti di questo quarto abbiamo ripreso un po' in mano anche dal punto di vista tattico le redini di questa partita. Chiudiamo sul 30-26 con 4 punti di scarto, ma direi che ci siamo. Cosa dici, Fede? Sì, assolutamente, condivido la tua lettura, Fabri. Ci eravamo persi, secondo me, molto, eravamo piuttosto spaventati noi qui dalla regia quando vedevamo girare la palla delle lupe a una velocità pazzesca e noi sembravamo persi e confusi. Invece nelle ultime azioni abbiamo iniziato a fare quello che già loro facevano bene e infatti abbiamo ridotto lo svantaggio. Dobbiamo stare calmi e giocare a basket perché stiamo dimostrando che noi in questo campionato di Serie B ci possiamo stare bene e adesso dobbiamo continuare con questo spirito a giocarcela senza paura. Ci possiamo stare assolutamente, lo stiamo dimostrando, dobbiamo crederci fino alla fine, ma siamo sicuri che le nostre ragazze lo faranno. Assolutamente, prima di lasciare la linea alla regia ricordiamo a tutti gli amici che ci seguono da casa che è il momento di votare per la MVP della partita. Abbiamo appena messo nella chat il link al sondaggio Google a cui potete partecipare votando la migliore giocatrice che verrà premiata dal nostro sponsor Buzzo Wine con una bottiglia di vino. Naturalmente ricordiamo non vale votare per noi radiocronisti e telecronisti, ma solo per le ragazze. Per quanto ci riguarda, quello che potete fare per noi è seguirci anche nella seconda metà della partita. Lasciamo la linea alla regia per salutare i nostri sponsor.
Eccoci qui, mentre il cielo si è scurito e c'è qualche lampo fuori, ma qui dentro al Pala BFC l'atmosfera è caldissima perché questa per noi è la partita d'esordio per il campionato di Serie B e ci troviamo subito di fronte a una squadra super tecnica come sono le Lupe di San Martino che ci sta facendo vedere qual è il livello di questa categoria e anche quanto dobbiamo lavorare per trovare la maniera di impattare queste squadre, Fabri. Cosa hai visto in questo primo tempo e cosa possiamo inventarci per riuscire a colmare il gap con la squadra avversaria? Ma allora, intanto ho visto una partenza molto molto determinata da parte delle ragazze di Coach Moretto che sono entrate subito bene in partita senza nessun timore reverenziale. Dopodiché ho visto una squadra di San Martino di Lupari assolutamente giovane, però altrettanto quadrata dal punto di vista tattico. È riuscita a ribaltare un'inerzia che era assolutamente a favore delle coneglianesi, andando ad alzare la pressione difensiva e poi in attacco andando a sfruttare i vantaggi soprattutto dentro l'area dove hanno ragazze davvero sia alte che molto dotate tecnicamente. Vedete ancora tanta pressione da parte di San Martino e perdiamo di nuovo la palla, ma perché la difesa delle ragazze di coach Turi è Sì. veramente aggressiva. Sono stati 12 secondi in cui abbiamo sentito solo la parola chiusa, chiusa, chiusa e quindi assolutamente un inizio da incubo per noi per questo secondo tempo. Intanto salutiamo il Ugo Bazzo, nostro sponsor per il contest della MVP. Vi ricordiamo Che sempre di votare per la miglior giocatrice della partita, tanto Marchioni, che potrebbe essere assolutamente una delle candidate, che va a lottare a rimbalzo. Vedete che zoppica vistosamente Francesca, ma come sempre non molla, come non molla Maschietto. Ancora lei, spalle a canestro, riapre proprio per Marchioni, dai 3 punti Marchioni, solo 2, dice l'arbitro Sanson. In effetti aveva calpestato la linea. sì, ma d'altronde gli fa male la gamba, quindi doveva calpestare la linea. Potevano tenerne conto, ma questi spietati arbitri non l'hanno fatto. 28 per BFC, 30 per le Lupe che ora hanno palla in mano. Buono l'intervento di sì. Rebecca Botter, aveva difeso bene anche Marta Maschietto che aveva capito che stavano cercando le Lupe proprio di servire la sua avversaria. Adesso è Serena che va a attaccare il centro dell'area, poi cerca addirittura di servire con un passaggio dietro la schiena Marta Sponchiado, non ci riesce. Idea buona, rischiosa, ma Pilatone da 3. sì, Sbaglia, Pilatone ma di pochissimo. Sì, esatto. Ancora un contatto, perde la palla Serena, si lamenta. Pilatone ha provato di tabella a offrire le paste a tutta la squadra, non c'è riuscita. Comunque ancora le Lupe in attacco, ancora Pilatone che è completamente libera. Io non la lascerei proprio così. No, esattamente, Pilatone, però, esattamente. Io Pilatone è 10 anni che la vedo guardando tutte le giovanili, l'ho vista sbagliare ben poco, ma dall'altra parte sbaglia ben poco anche Rebecca Botter che va a prendersi un importante fallo che quindi potrebbe portarci ad un gioco da 3 punti, ma soprattutto ci porta al 30 pari, Fabri. Assolutamente, bellissima azione di Rebecca che corre addirittura in contropiede, va a chiudere i contropiedi, segna, subisce fallo, si sgranocchia un po' il collo e si prepara a tirare tiro libero mentre Tommaso Torazza torna in console con l'ennesima pizzetta. Beh, Tommaso Torazza ho capito che è nell'età dello sviluppo, però veramente sta svaligiando il bar. E sta svaligiando soprattutto il mio conto corrente. Adesso è Maschietto molto aggressiva su Diacumpa, molto bene, molto bene. Dall'altra parte Pilatone ancora libera, questa volta da 2 la mette con grande pulizia grande. di movimento, con grande classe. Adesso Sponchiado ad attaccare la pressione difensiva raddoppiata, vede il raddoppio, riesce a controllare Serena Marton, da 3 punti rinuncia al tiro da 3 punti. Marchioni, la notizia non è tanto il canestro da sotto mano sinistra in traffico di Maschietto, ma è che Marchioni ha rinunciato a un tiro da 3 che tra l'altro ci stava perché sì, intelligentissimo qui il capitano perché ha servito molto bene Marta. Tra l'altro Marta a mio avviso aveva anche subito un contatto nel tiro. Adesso è assolutamente sì. lungo il passaggio di Serena che si dispera. Sì. Giorgio Lot, dai, bisogna togliere almeno Quattina 5 dice, kg va dal tutto bilanciere bene. perché probabilmente Serena ha una forza incredibile in questo caso.
preparatore fisico Lollo Casagrande. Sì, Lollo, ha togli lavorato 5 troppo kg, togli sui 5 suoi kg. bicipiti. 34-32 per le Lupe, 7-0-2 alla fine del terzo quarto. E adesso ancora a cercare spalle a canestro, attenzione perché Botter gravata di 2 falli, è lungo il tiro ma ancora Diocumpa che lavora, ovviamente avrà tipo 15 centimetri di vantaggio su Serena Marton. Spionchiado ad attaccare e c'è un fallo, ce n'erano anche un paio, il secondo viene Sì, sì, sì. fischiato dall'arbitro Matteo Favero di Giavera del Montello. Con proteste da parte della giocatrice di San Martino che non riconosce il tocco, dice di essere andata pulita sulla palla. Anche perché è il terzo fallo per lei. Sì, è la numero 8 Martina Tali. Serena Marton, Sponchiado, fuori per Maschietto e poi passaggio all'arbitro. Purtroppo non si capiscono Serena No. e Botter. Comunque l'arbitro era abbastanza libero per un tiro da 3. Non ne ha No. approfittato. Adesso difesa adattata per Conegliano. Raddoppio spalle a canestro. Molto brava, molto bello il Bellissimo. tiro di Martina Tau che si insacca nella rettina da 3 punti, 37-32. Adesso è invece Serena Marton che può attaccare, ben chiusa, riapre, ma serve molto bene Spocchiado che viene stoppata, recupera la palla Botter, Spocchiado rinuncia, non rinuncia, Serena Marton che ha passato il mese di luglio con un luminare del tiro da 3 punti come Stefano Arvedi a migliorare la sua tecnica di tiro e insacca questa bomba dai 3 punti. Benissimo qui, questa bomba ci dà tanto ossigeno, ci riporta a -2 perché San Martino ha deciso che adesso non sbaglia più nessun tiro. Emma Meggiolaro, classe 2008, è quella insacca dal gomito, anche lei con una pulizia incredibile. Dall'altra parte invece Marchioni che in qualche modo va a guadagnarsi 2 tiri liberi di esperienza. Assolutamente, quindi qui fallo mentre stava tirando e quindi 2 tiri liberi nonostante San Martino non sia in bonus. Comunque San Martino ha già fatto 3 falli in questo quarto, mentre Conegliano non ne ha fatto nessuno. Chissà che i falli non possano diventare una chiave di lettura, Un fattore di questa partita sicuramente BFC da questo punto di vista sta lavorando bene. Purtroppo è corto il primo libero di Marchioni che dicevamo non è in perfette condizioni fisiche. Corto anche il secondo, si lotta a rimbalzo. Non riusciamo a prendere il rimbalzo in attacco per pochissimo, peccato. Ora le Lupe sul +4 orchestrano un'azione offensiva che potrebbe portarle al +6. Sbaglia Malin e dall'altra parte poi ancora Botera a rimbalzo e poi bellissimo il passaggio di Sponchiado per Marton che sbaglia da sotto. Sì, per Serena è stato difficile ritrovare l'equilibrio perché aveva fatto un passo molto lungo per riuscire a prendersi questo passaggio che comunque era ben congegnato. Veramente sfortunata qui Conegliano. Palla persa. Recupera la palla Marchioni e non capiamo veramente come abbia fatto anche in questo caso. E poi sempre lei che va a cercare di seguire Botter. Che si prende un fallo. Recupera un fallo, è il quarto e quindi dal prossimo saranno tiri liberi per Conegliano. Sulla serie del cambio Giulia Tronchin e Giorgia Zanardo, ma c'è un time out credo per coach Marco Turi. Sì, che ha chiamato il time out nonostante il vantaggio. Probabilmente sta notando anche lui che sta accrescendo il numero di falli a carico delle Lupe. D'altra parte comunque le sue atlete hanno deciso che non sbagliano più niente, Fabri, perché se hanno concesso qualche errore su qualche tiro libero dove avevano sicuramente molto spazio, in queste ultime azioni hanno deciso di essere veramente chirurgiche e questo ci può far male. No, hanno incominciato a segnare, te lo dicevo prima, erano tiri aperti, tra l'altro hanno una meccanica di tiro tutte quante molto molto pulita, quindi prima o poi si poteva immaginare che avrebbero iniziato a segnare. Se adesso prendono fiducia nel tiro da fuori o noi cambiamo qualcosa nella nostra difesa oppure veramente potrebbero scavare un break decisivo. Credo che stia parlando anche di questo coach Moretto durante questo time out.
mentre il nostro regista Andrea Grava fa partire anche l'organetto NBA. E quindi cosa succede quest'anno, Fabri, quando il nostro Andrea Grava praticamente non ne sbaglia uno di time out? Sono Ok, davvero sì. preoccupato anche per Esatto. Abbiamo diciamo, chiamato le i vigili che gli tolgano la previsioni multa per... meteorologiche che Sì, nei prossimi esattamente, giorni cosa può esattamente. succedere. Quindi ricordiamo e invitiamo i nostri ascoltatori a fare l'upgrade dell'assicurazione con la polizza grandine. Marta Maschietto con la palla che va a attaccare Capitan Baraldi, poi prova a scaricare, non ci riesce, ma la palla è sempre per Conegliano, 9 Sì, ha, secondi. ha trovato una rimessa che era il massimo che poteva trovare in quell'occasione perché era stata chiusa benissimo e adesso sono veramente 9 i secondi, quindi dobbiamo inventarci qualcosa per liberarci per il tiro. Forse c'era Giulia Tronchin libera nell'angolo opposto, ma non è stata vista. Adesso è Sponchiado da 2. Brava, brava. Si arresta e tira dal tiro libero, pulitissimo anche il suo Pulitissimo e movimento. bellissimo. Brava perché era proprio la cosa giusta da fare, non c'era più tempo, dovevamo tirare e lo spazio c'era, quindi si è presa con grande sicurezza questa E responsabilità. adesso va a mettere grande pressione, grandissima Sì, pressione. E questa è palla palla nostra, recuperata, se sarà una palla è recuperata, nostra, è è nostra. sua, Sì, perché ha sì. messo tantissima pressione sul palleggiatore e poi il lavoro è stato giustamente chiuso dalle sue compagne lì dietro, che Ecco, sono quindi andate in Marta anticipo. Sponchiado veramente asfissiante, l'abbiamo detto, questo è un fattore su cui BFC sta trovando un motivo per rimanere attaccata a questa partita in cui sulla carta siamo sicuramente sotto alla squadra di San Martino dal punto di vista tecnico, ma ce la stiamo giocando. Adesso ancora Sponchiado che può attaccare, scarica per Tronchin, era dal suo Mamma angolo, mia. ha sbagliato di poco, ma lottiamo a rimbalzo. Prendiamo anche noi qualche rimbalzo in attacco adesso. Ancora Tronchin dall'angolo, rinuncia. Sponchiado da 3 punti, è corto, si vedeva subito. E poi il terzo fallo di No. Rebecca Botter Un po' che di non ci ingenuità qui voleva, di davvero, Rebecca. davvero ingenuo Sì. purtroppo. Coach Moretto si gira verso la panchina. È un fallo di generosità, però in questa fase sprecarlo così, ovviamente per noi che siamo qui tranquillamente comodi a bere birrette e chiacchierare è facile dirlo, per chi è Esatto, in campo soprattutto è per una come difficile, Rebecca che ci mette sempre tantissima energia e quindi cerca assolutamente, sempre di quindi andare su tutti i palloni. va bene, Coach comunque Moretto si era girato verso la panchina per darle il cambio, poi gli ha detto guarda che è il terzo fallo, si prende questo rischio perché sa che lei in questo momento è davvero decisiva in campo. Coach Moretto che comunque nonostante i 72 gradi in palestra veste la felpa bianca immancabile. Perché non è per niente scaramantico come tutti gli allenatori d'altra parte. Non crede a queste cose perché porta sfortuna, dice. È Tanto qui che è entrata ragazzi, Fabri? davvero brava in questo caso Gloria Malin, classe 2005. Adesso Sponchiado ad attaccare l'area, scarica per Tronchi che però rinuncia forse a guardare il canestro in questa situazione, non rinuncia Marta ma sbaglia da sotto. Transizione per le nostre avversarie, girano, continuano a muovere la palla, servono adesso ovviamente l'avversaria di Rebecca per fare in modo che lei faccia il quarto fallo, lei invece è molto brava a non farlo e adesso è Marta ad attaccare, Sponchiado dai 3 punti, è ancora corto, si lotta a rimbalzo, ne esce squizzato che conduce il contropiede, poi vuole giocare e guardate che va a servire di nuovo, ovviamente forse rifrazione di passi sull'arresto, di nuovo Arado, poi riaprono e adesso Sì, sì, invece sì, qui è fallo. l'intervento di Marta Sponchiado è falloso. Sulla sedia del cambio comunque Maya Tramontin e Sara Colombi, uscirà proprio Sponchiado e probabilmente Rebecca Botter gravata di 3 falli. Sì, fa finta. Fa finta di non ascoltare. Guarda da un'altra parte. Lo facevo L'abbiamo anch'io fatto qua. tutti, L'abbiamo lo fatto stavo tutti. dicendo. L'abbiamo fatto tutti. Guardava verso il pubblico, Coach Moretto la stava chiamando. Grandissima Rebecca Botter. Vabbè. Bene, dai. Allora, le lupe sul più 4 si possono giocare una chance per incrementare ulteriormente il vantaggio, ma Sara Colombi Molto qui bene, c'è. Sara Colombi, Sara ha detto l'airone ci di sono Scutari, anch'io. Ah, sì. va a intercettare questo passaggio e comunque palla per le avversarie, ma hanno 9 secondi adesso per chiudere l'azione.
Adesso Giorgia Zanardo passa dietro sul pick and roll, poi rimedia un attimo, è Marta Maschietto che cerca di andare a chiudere, ci riesce. Parte Tronchin con la palla, poi Maya Tramontin per Colombi, per Tronchin che passa Zanardo e Tramontin che può attaccare. Subisce un contatto, Fallo. non fischiato, Ma come non fa? fischiato. Vabbè. E dobbiamo fischiarli però questi Sì, contatti, anche perché secondo sennò ci me, facciamo perché- male. È perché non è pallacanestro. No, era veramente evidente questo contatto, comunque non importa. L'altra parte continua a muovere la palla benissimo San Martino di Lupari, forse dovremmo alzare un po' la difesa per impedire questo movimento. Squizzato dai 3 punti, pulitissimo, bravissima. Sì. Marta Squizzato, classe 2007. Brava e basta. Tirato per il 44-37. Sì, ecco, un po' di rammarico perché poteva andare diversamente se avessimo avuto il contatto fischiato. Brava. Molto bene in backdoor Marta Maschietto che ha capito che bisogna fare a sportellate, ma anche qua nessun fallo fischiato. Si lamenta Marta. Ma sì, secondo me ha ragione a lamentarsi. Allora, noi non vogliamo mai commentare le decisioni arbitrali, ma è evidente che un po' di contatti ci sono stati e si fischia poco. Rimessa BFC. Tramontin con la palla per Maschietto, ancora un contatto. 7 secondi, 5. Dai 3 punti, Tramontin è lungo, però si lotta a rimbalzo. Giorgia Zanardo che non molla mai, però calpesta la linea prima di toccare la palla. Ancora un possesso per San Martino di Lupari. Che a 1 minuto e 06 dalla fine del terzo quarto ha un vantaggio importante, sono 7 punti per le ragazze di San Martino che tra l'altro hanno il possesso e quindi possono portarsi ancora più avanti. Ancora zona coneglianese, ancora Squizzato, è corto il suo tiro anche perché c'è una buona difesa di Tramontin. Dobbiamo continuare a crederci ragazze in difesa, ricordiamo anche che le avversarie hanno 4 falli, quindi adesso sicuramente alzeranno il pressing e potrebbero commettere fallo e infatti lo fanno. Qua, l'hai chiamato e saranno 2 tiri liberi per Giorgia Zanardo. Zanardo che ricordiamo classe 2006, si trova in mano un pallone non che scotta ma parecchio caldo in questo momento, esatto. È un momento davvero importante della partita, il famoso hot ball. Sfortunata sul primo tiro che rimbalza sul ferro ed esce. Resta 44-37 il punteggio a 40 secondi dalla fine del terzo quarto e segna il secondo Giorgia. Brava Giorgia, molto brava. 44 Lupe, 38 BFC, le Lupe hanno la palla in mano, è per questo che probabilmente è il penultimo possesso del periodo. Ancora zona Conegliano, Squizzato che serve benissimo, Capitan Varalli che sbaglia, stoppata probabilmente, però ancora palla per le Lupe che per l'ennesimo possesso supplementare, ma la difesa di Tronchin molto buona, erano suonati 24 secondi, gli arbitri dicono no, prima e poi fallo di Marta Maschietto. Al secondo fallo, un buon fallo quello di Marta. Sì, sono suonati dopo che era scattato il tiro, i 24 secondi, quindi... Però forse non aveva toccato il ferro, vediamo cosa dice. Ma secondo me sì, o no. È assopito, non sa usare i 24. Girano ancora bene la palla alle ragazze di coach Turi. E poi un buon tiro, un bellissimo tiro di Gloria Malin che segna che classe, proprio ragazzi. sulla sirena. Canestro è ovviamente valido, 46-38, un po' severo il punteggio perché non abbiamo giocato malissimo questa fine di quarto, sono state un po' sfortunate anche le ragazze di coach Moretto. E sono state un po' sfortunate anche le ragazze dell'Under 17 che in questo momento stanno giocando a Spinea, si trovano sotto per 20-37. Il nostro inviato da Spinea, Ruggero Fontana, ci sta tenendo aggiornati, quindi Fabri forse possiamo approfittare per raccontare un po' anche del lavoro che BFC fa sul settore giovanile. Naturalmente gli faccio la domanda mentre Fabri è un attimo distratto a firmare autografi effettivamente i fan ormai sono numerosi, dobbiamo scendere a patti con la nostra popolarità e non sempre è semplice farlo. Però dai, diciamolo che il successo non ci ha cambiati, siamo rimasti umili, i ragazzi semplici. Che eravamo. Andiamo a prendere il pane sempre nello stesso panificio.
Siamo ancora qua, sì. Nonostante tutte le ospitate televisive, le interviste, insomma, una vita stressante, Fabri, ma No, comunque ricordavi, grande lavoro sul settore giovanile, gestito dal direttore tecnico Massimiliano Trabucco. Quest'anno tutte le squadre, tutte le categorie praticamente, under 13, under 15, under 17, anche under 19, collaborazione con alcune ragazze appunto della nuova pallacanestro Treviso che si sono unite a noi, e poi anche la promozione che viene fatta in pratica sempre con le ragazze del settore giovanile. Quindi un grande lavoro dal punto di vista tecnico, anche un grande lavoro per dei progetti che puntano anche all'aspetto sociale. Allora, alcuni di questi sono relativi a dare dei contributi economici alle ragazze che magari hanno alle famiglie che hanno qualche difficoltà a pagare la quota di iscrizione, la possibilità per le ragazze di arbitrare le partite e quindi potersi pagare la quota in questo modo. Poi le borse di sport che abbiamo istituito negli anni precedenti ed altre interessanti novità che vi racconteremo nel prossimo futuro. Tanto ancora San Martino di Lupari col possesso della palla, esce Rebecca Botter che poi però non controlla bene e poi invece libera sotto canestro Capitan Varaldi che sbaglia, Serena Martò con la palla, Sara Sara Colombi. Colombi che vuole giocare, Capitan Marchioni gioca pick and roll proprio con Botter che riceve e sbaglia da sotto purtroppo Rebecca Botter, l'aveva servita bene Francesca Marchioni. Ancora San Martino in attacco che può andare in doppia cifra con il vantaggio con questa azione, però non controllano bene la palla, poi la ributtano in campo Marchioni, bello lo scarico per per Varaldi e quindi proprio 10 punti di vantaggio, 48-38 per San Martino di Lupari. Marchioni con la palla che serve Colombi da fuori, Colombi la mette da fuori, freddissima, -8. Buona partita quella di Sara Colombi. Sì, assolutamente, era entrata un po' timida ma poi man mano ha scaldato i motori, ha scaldato il tiro e anche la cattiveria. E non dobbiamo farci intimidire, dobbiamo continuare ad attaccare forte, a difendere, rimanere sul pezzo perché anche se San Martino è con un vantaggio di 10 punti non possiamo pensare di mollare in questo momento la partita. Stanno giocando in maniera veramente matura le ragazze di San Martino, vanno a pescare in questo caso un mismatch in cui su dei cambi difensivi Capitan Marchioni era andata a prendere la marcatura di Varaldi a cui rende ovviamente parecchi centimetri e quindi poi è stato facile per lei girarsi e segnare da sotto canestro. Adesso Tramontin con la palla da attaccare la pressione difensiva di Lessio, passaggio un po' avventuroso, Marchioni dai 3 punti, rinuncia al tiro, riapre per Sponchiado, passaggio consegnato per Tramontin che attacca l'area, non si fischia niente, ma Tramontin bravissima a segnare da sotto, tiene bene il contatto, va a segnare in mezzo al traffico, c'era probabilmente anche un contatto. Sì, anche 2 o 3 forse, ma il metro è questo oggi. Dall'altra parte con le sue lunghissime leve, brava anche Sara K a sporcare questo passaggio che avrebbe significato probabilmente un canestro quasi matematico da sotto. Mentre rientra Pilatone, la giovane 2007 per San Martino, e abbiamo anche un giovanissimo ragazzo che è andato a pulire il parquet, una ragazza, scusate. E la cugina del regista che si è subito... Allora io avevo tolto un attimo gli occhiali, scusate, perché devo dire che sono ciecato. E qua l'arbitro Favaro fischia un fallo e io spero tanto. Prima di combinare altri guai li rimetto. Sia il quarto fallo della sì, numero temo proprio 15, di sì. Rebecca Botter, sì, già pronta sul cubo del cambio, Marta Maschietto. Brutta notizia questa. Sì, brutta notizia, noi siamo già attaccati a Rebecca Botter moltissimo perché abbiamo capito che è un fattore determinante per BFC, assolutamente. Ha fatto veramente un ottimo impatto in questa prima partita delle nostre ragazze.
Sbaglia il primo Capitan Varaldi intanto. Sì, esatto, lo stiamo... Intanto continua la... Non sbaglia il secondo tiro libero. Quindi 51-42, ancora pressing a tutto campo ovviamente per San Martino. Poi Maschietto, scusate, Tramontin che va a palleggiare sulla linea laterale, perde la Sì. palla. Ben pressata da Pilatone che ha impedito a Maia di trovare la lucidità per governare meglio questa palla. Bravissima qui Marta Sponchiado, sì. Sponchiado, nonostante i suoi 3 falli, vedete come mette le mani addosso proprio, ma dall'altra parte dai 3 punti abbiamo Pilatone che sbaglia, si lotta a rimbalzo, lotta Marta Maschietto, mette le mani sulla palla, la freccia dice che il possesso è per Conegliano. Scontro tra titani qui con Marta Maschietto che ha deciso di agguantare la palla e si agguanta anche un possesso fondamentale per BFC che ora si trova sul meno 9. E ancora Tramontina a palleggiare fuori dal campo, perdere questa palla che Maschietto aveva guadagnato con le unghie. Dobbiamo spostare probabilmente un po' le linee perché ci stanno portando male oggi. Dai 3 punti, squizzato, sbaglia, lottiamo a rimbalzo, No, però non non perdiamo controlliamo la la palla. palla. Ancora un possesso per San Martino. Io non so quanti possano essere i rimbalzi offensivi e quindi i tiri da queste seconde opportunità che sono nate, ma Ma è questa sono un po' davvero tanti. la lettura di questo vantaggio che ha Sì. San Martino perché ha avuto molti più tiri grazie alla loro determinazione nel rimbalzo e anche un po' di nostra imprecisione nel governare alcune palle e l'altro aspetto su cui sicuramente San Martino ha giocato è il fatto di avere delle giocatrici più lunghe e Sì, quindi le ha questo è cercate con innegabile. continuità e ha permesso questo gioco di trovare dei tiri aperti. Adesso è Malina ad attaccare, sbaglia, si lotta a rimbalzo, Tramontin non controlla. E qui ci stiamo un po' perdendo ancora qualche possesso e siamo un po' condannati su questo meno 9. Pilatone riapre per Malin, marcata da Colombi. Adesso è Sponchiado, però velocissima, sbaglia da sotto Meggiolaro, scusate, ancora un ribalto, ancora un Qui possesso. probabilmente Fabri È un'ora che non sarebbe attacchiamo. stato, no, ma sarebbe stato probabilmente qui fallo, no, di Sponchiado su questa entrata. Sì, probabilmente sì. Vedete come giocano davvero bene, non abbiamo aiuti dal lato debole, quindi la lunga riceve, Aradi riceve facilmente e segna da sotto, indisturbata. 53-42 a metà di questo ultimo quarto e adesso che dobbiamo trovare una reazione, adesso che dobbiamo trovare qualcosa in più, anche in attacco. E adesso è Serena Marton che va a sbagliare, sfortunatissima. Aveva battuto il difensore, poi ha perso l'equilibrio. Credo che sia la terza volta in cui Serena si trova il ferro che gli sputa fuori un'azione perfetta. Peccato, anche un po' di sfortuna per BFC. Sbaglia anche Meggiolaro. Transizione, rinuncia ad attaccare Serena. Tramontin per Maschietto che può attaccare, no, riapre. Giriamo bene la palla ed è Sponchiado. Brava. Da sotto, molto bene, bravissima. E qui BFC si ricorda di giocare a basket e lo fa molto bene, Sì, abbiamo visto girare la la palla. circolazione della palla e poi buonissima la penetrazione di Marta Sponchiado. Adesso dobbiamo alzare un po' la difesa, però se permettiamo di circolare la circolazione della palla alle nostre avversarie, sappiamo che poi vanno sempre a cercare, come è successo adesso, chi ha il vantaggio sotto e quindi ovviamente è costretta al fallo Sara Colombi. Sì, Sara Colombi che qui comunque aveva difeso molto bene, devo dire che aveva messo il corpo ottimamente, però chiaramente però, vedi, difficile. Il problema in questo caso è che se noi permettiamo questa circolazione e questo ribaltamento di lato sulle esterne, che magari sono anche distanti da canestro, non possono tirare, però riescono a trovare sempre l'angolo giusto per servire in maniera millimetrica la lunga sotto canestro che ha un vantaggio. E io sono emozionato perché Fabri, come un maestro d'orchestra, mentre racconta queste cose, le disegna con le mani e veramente è un peccato per voi da casa non poter vedere questa maestria del mio collega molto tecnico. E a proposito Bravissimo, di maestria, Fabri. salutiamo Gloria Maestroni che sicuramente ci sta guardando, ma anche il suo papà. Sfortunatissima ancora Serena Marton, ma altrettanto determinata Rebecca Botter, è rimasta in attacco, che
prende rimasta in attacco, tira, sbaglia, subisce un fallo, saranno 2 tiri liberi per lei. Allora Fabio, inizia a mettere in lista per la settimana entrante, dobbiamo allargare il campo e anche allargare un po' il ferro di sinistra, alla nostra sinistra, perché ci sta sputando fuori tutto. Dobbiamo chiedere al comune queste piccole migliorie sull'impianto, perché ci Adesso stanno penalizzando. Sì. Sfortunata adesso Rebecca Botter. Ma abbiamo comunque, salutiamo comunque il comune di Conegliano, abbiamo dei rappresentanti del consiglio comunale qui in tribuna, quindi Assolutamente. subito la richiesta verrà inoltrata direttamente al primo cittadino, il sindaco Fabio Chies. Ricordiamo, amministrazione sempre molto presente, che ci supporta sempre per come può e anche di più, quindi non ci possiamo lamentare. Tanto triplicata dentro l'area Arado, gira bene la palla San Martino, sbagliano, strappa la palla Maschietto, No. c'è forse un fallo? Sì, c'è un fallo fischiato ad Arado, perché Maschietto è andata veramente con grande decisione ad agguantare la palla e a proteggerne il possesso. Brava Marta. Allora ragazzi, in questo momento dobbiamo capire che con questo atteggiamento ce la possiamo giocare, possiamo continuare a rosicchiare vantaggio che le Lupe hanno costruito. Ovviamente il tempo stringe, però non dobbiamo mollare, perché quando alziamo l'intensità troviamo sempre degli ottimi risultati. Adesso ancora Sponchiato, supera la metà campo per Cazziola. Raddoppiano sistematicamente le nostre avversarie. Riusciamo a tenere il controllo, poi un contatto, poi riapriamo il gioco, però non possiamo giocare sempre con le mani addosso. Un miracolo, un miracolo. Un movimento MoMA che diventa una poesia in questo frangente. Marta Maschietto decide di metterne 2 di veramente importanti, -6 per Conegliano. Esattamente, questa è arte moderna, il nostro MoMA, movimento Maschietto, che l'anno scorso ci ha fatto sognare. Dall'altra parte però non vuole essere da meno San Martino. Davvero, bellissima azione sotto canestro. Davvero, prima sportellate, ma poi con un tiro rovesciato davvero fatto molto bene. Arado va a restituire, diciamo, a Marta Maschietto il canestro fatto precedentemente. Marta ancora che attacca, scarica per Serena Marton. Cazziola rinuncia al tiro. 6 secondi alla fine dei 24. Serena che subisce 200 falli, è troppo tardi per Sponchiado che l'aveva anche messa dai 3 punti. Sì, per la legge di Murphy l'unico tiro che abbiamo fatto oltre la Serena è andato dentro, però ancora tanti contatti che non vengono fischiati e stiamo subendo questo gioco, ma se questo è il metro però dobbiamo essere furbe e capirlo. Liberissima Meggiolaro, classe 2008, che con una freddezza e una pulizia di movimento incredibile mette un canestro importantissimo. Dall'altra parte Cazziola invece perde il pallone. Adesso sono 10 punti, 3 minuti alla fine ed è Capitan Varaldi a sbagliare, però da sotto ancora paghiamo a rimbalzo. Poi una legnata nei denti a Serena Marton, che però va bene anche questa. Pilatoni da 3, rinuncia al tiro, forse un'infrazione dei passi. Pilatoni sbaglia, però c'è un contatto falloso. E allora c'era. in questo momento in cui mancano 2 minuti e 53 e le Lupe sono avanti di più 10, una partita che sarà difficile da ribaltare, ovviamente noi non molliamo mai, ma invitiamo anche voi ascoltatori da casa a non mollare e votare per l'MVP. In chat avete il link al quale collegarvi, potete indicare nome e cognome di quella che secondo voi è l'MVP della giornata, che verrà premiata con una bottiglia offerta direttamente dal nostro sponsor Buzz Wine. Una bottiglia non fredda, perché appunto quasi tutte le atlete sono minorenni, quindi la porteranno a casa dai genitori, però freddissima invece Pilatone nel mettere i 2 tiri liberi. Sbaglia invece Cazziola da sotto. Era ottimo l'assist di Botter, che poi recupera anche la palla. Adesso è Maschietto a subire 700 contatti, un po' sfortunata, anche se il tiro poi era più un cercare di buttare sulla palla, perché aveva subito davvero diversi contatti. Adesso saranno comunque 2 tiri liberi per Marta. Ma Marta ha subito i contatti in estrema scioltezza, proprio come se nulla fosse, e come un Kenshiro di noi altri è arrivata nonostante questo al tiro. Mette il primo Marta, 59-48, 2:33 alla fine della partita. Mette anche il secondo, 59-49.
Adesso dobbiamo alzare la difesa, rischiare qualcosa però, perché il tempo non c'è amico. E ovviamente vanno ad attaccare la nostra Rebecca Botter che ha 4 falle. Guardate come si muove molto bene Rado, bellissimo il suo tiro sfortunato. Varaldi però rimbalza in attacco e muovono bene la palla, poi un contatto non fischiato, diciamolo, poi un altro contatto non fischiato. Marta Maschietto si sta imbizzarrendo, anche il pubblico è abbastanza contrariato da questo atteggiamento arbitrale, Sì. diciamo un po' distratto. Sì, quello che... per Marchioni che non ce la fa, No. non ce la fa. No, quello che possiamo dire è che sicuramente Fabri, sofferente. per quanto abbiamo contestato il fatto di non fischiare contatti, questi non vengono fischiati né da una parte né dall'altra. Il fatto è che le Lupe hanno capito bene questa cosa e stanno menando come dei fabbri, invece noi ancora siamo un po' timide, ma insomma è questo anche lo scotto che si paga nel passaggio di categoria. E ancora qualche contatto, sbagliano, ma manca 1 minuto e 41, 59 a 49. Palla per Cazziola, da 2. Freddissima Cazziola dall'angolo, 59 a 48, 1 e 34. Però dobbiamo... Avrei pensato che qui chiamasse la difesa alta coach Moretto. Però c'è in campo Francesca che non ce la fa probabilmente, diciamocelo. Una palla persa per San Martino, 1 e 23, 59 a 51. Non è ancora finita, non è ancora finita. Ovviamente coach Moretto vuole Francesca Marchioni sempre in campo in questi momenti, perché è lei che può ribaltare una partita del genere con le sue bombe da 3 punti, però dall'altra parte Francesca sta facendo davvero fatica a difendere. Sì, infatti una gamba e mezzo, ma anche esatto, una gamba sola praticamente. Sì. Bravissima Francesca veramente a non mollare mai. Adesso esce Sara Cazziola e rientra Marta Sponchiado che sicuramente può dare un contributo di intensità per quest'ultima parte dell'ultimo quarto di questa partita. Può aiutare anche contro il pressing probabilmente da portare sulla palla, infatti. Esattamente, però adesso dobbiamo correre e affrettare il tiro e un po' forzare. Marta Maschietto che subisce ancora, ne fa volare 2, poi l'arbitro cosa fischierà in questa tonnara? Fallo in attacco, no? Cosa ha fischiato? Fallo in difesa alla numero 10. Ha fischiato fallo alla difesa, ma ha segnalato, cosa ha segnalato Andrea? Ha segnalato un pugno. Sì, certo. Sì, esatto, sembrava... Il problema è che, va bene, dai. Sì, c'è una piccola dialettica qui in console, perché dovete sapere che Andrea Grava è un arbitro e quindi noi lo guardiamo sempre con il dovuto sospetto. E subito un altro intervento della nostra giovane... come si chiama questa? Martina, ti salutiamo. Martina, adesso ho messo gli occhiali e ho visto anche... Mi hanno detto anche molto brava a giocare a basket, oltre che a perché. Insacca Serena il primo tiro libero, 59-52, 1 minuto e 12. Quindi un altro contest che potremmo fare, Fabri, è misurare la velocità e lo scatto di Martina, perché effettivamente è stato notevole. E intanto sul tiro libero di Marton va a rimbalzo in attacco in maniera davvero efficace. Sì, esatto. Peccato che abbiamo iniziato solo a credere adesso è rimbalzo in attacco. Comunque è time out. Sarà un time out che per noi, ma vi invitiamo ancora una volta, votate per il Buzz Wine Contest per il miglior giocatrice della partita, che verrà premiata a fine gara con una bottiglia di Magnum di Buzz Wine. Time out per noi. E ci riprendiamo la linea qui quando manca solo 1 minuto e 09 alla fine di questa prima partita del campionato di Serie B. Le Lupe sono sul 59 mentre BFC è purtroppo solo a 52, quindi sono 7 punti da recuperare. Per quanto il basket ci abbia abituato a imprese incredibili, a ribaltamenti inaspettati, sarà ben dura qui recuperare 7 punti in questo pochissimo tempo.
Fabri, Beh, cosa sì, ci diciamo, dobbiamo tra l'altro, inventare? Dovremmo forzare qualche tiro? una partita a punteggio così basso è davvero difficile, però adesso vediamo cosa le nostre ragazze ci hanno riservato, sempre delle sorprese, quindi vediamo cosa riescono a fare. Fallo della difesa, mancano meno di 2 minuti, sono 2 tiri liberi Ah sì, è lancio della cartellina da parte che ci sta, è dell'allenatore. veramente un classico. Magari anche fallo tecnico. Ah sì, Adesso penso proprio che si l'arbitro prenda anche un tecnico. Sanson, vediamo cosa dice. Lo sta rischiando anche Fallo tecnico. l'allenatore. No. Eh. Ah, ecco. Lo stavo per dire, sarebbe stato fallo antisportivo, fallo prima che la palla venisse messa in campo negli ultimi 2 minuti, ma giustamente Andrea Grava ci ricorda che cambiata la regola sarà un tiro più possesso di palla. Sponchiado Abbiamo dei mette voti. con la Abbiamo, sua sì. freddezza, dall'alto della sua maturità, mette il tiro libero e adesso è solo Quindi un un tiro tiro più possesso più per possesso. BFC. Si alza l'urlo del No, pubblico giusto. coneglianese, ma ci fidiamo delle parole di Andrea Grava, ovviamente, È che è un giusto, è arbitro. giusto uno, Ah, appunto. Ovviamente noi lo sappiamo. Sponchiado, mani addosso, Falli, mani addosso, falli. Sponchiado. Mamma mia, Sì, l'assist a però. Botter è davvero Sì. troppo alto anche per Ma Rebecca, fischia. che comunque ha una certa elevazione. 1 minuto e 05, sotto di 6, peccato. Alziamo la difesa adesso, alziamo la difesa. Capitan Marchioni va su Malin. Adesso è serena, probabilmente dobbiamo anche... È no, palla BFC? No, è palla BFC. No, era palla BFC, No, era palla BFC. Era palla l'ha BFC. indicata. Secondo me... Sì. no, io non ho visto il No, contatto. era palla BFC, ma vabbè. E Ovviamente. e c'è un time out per coach Moretto, restiamo in linea comunque. Va bene, quindi No, gli arbitri hanno segnalato che la palla sono è passati ancora 10 per San minuti, ma Martino. praticamente sono passati solo 4 secondi, Fabri. Esatto. E questo è il Quindi bello di questo sport, ragazzi. Comunque, time out, e adesso la chiave di lettura qual è? Cioè, noi abbiamo una Marchioni mezza zoppa, sarà difficile alzare la difesa. Come diavolo, cosa diavolo ci ma mettiamo, io Fabri? credo che in ogni caso noi andremo sulla loro rimessa a cambiare tutti i blocchi e cercheremo di andare ad anticipare la ricezione per rubare una palla. Nel momento in cui San Martino di Lupari riuscisse a mettere la palla in campo, ormai a 1 minuto e un secondo dalla fine della partita, sotto di 6, cominceremo a fare fallo sistematico. Abbiamo solo 3 falli, quindi non siamo neanche in bonus, quindi andremo a cercare il quarto fallo e poi a cercare il fallo sistematico per mandare le avversarie in lunetta, sperando che sbaglino i tiri liberi e avere quindi riguadagnare il possesso della palla per sparare dai 3 punti. È un po', credo, questa la soluzione tattica che ha proposto coach Moretto. Vediamo se è così, magari mi sbaglio completamente. Comunque, rimessa in attacco per San Martino con 14 secondi per chiudere l'azione. In questo caso ha scelto la rimessa in attacco, Fabri? Eh beh, sì. Allora, vediamo, riescono a fare la rimessa, non andiamo a fare fallo con Botter, però passa il tempo e loro ovviamente tengono la palla, poi la riaprono anche. Bello il passaggio per Baraldi, però purtroppo passa il tempo, c'è un errore. Botter non la controlla e palla ancora loro. 48 secondi. Si la aumenta anche Costa, il custode della palestra, che aveva visto che poteva essere un possesso BFC, ma gli arbitri non sono della stessa idea. E sempre ovviamente cercano di servire a Rado, che poi palleggia fuori dal campo. Buona difesa, Sì, anche in questo esatto. caso, di Rebecca Botter, pur gravata di 4 falli. Buona difesa su una delle maggiori candidate MVP per la partita Sì. di oggi, e ci vuole parlare su ancora il coach Moretto. E quindi, se pensavate che fosse già l'ora di buttare la pasta, aspettate un attimo, perché la partita si sta prolungando. Sono esauriti, corretto, i time out a disposizione di coach Moretto, Fabri? Sono esauriti i suoi time out, mentre coach Marco Turi ne ha un altro. E chissà che idea è venuta in mente al coach, che sta disegnando sulla lavagna come... Ma prima di tutto, appunto, avrà la possibilità di fare una rimessa in attacco. Credo che vorrà un tiro rapido, molto meglio se da 3 punti, e poi fermare, probabilmente provare a pressare per recuperare la palla e fermare il tempo. Credo che sarà questa la soluzione tattica. Il tiro da 3 punti potrebbe essere per Capitan Marchioni, credo, come prima opzione, ma abbiamo in campo anche Marta Sponchiado, che può metterla da fuori.
Adesso vediamo come sarà il quintetto, forse potrebbe esserci anche una Maya Tramontin tra le 5 che entrano. No, abbiamo Botter e Maschietto e poi Marchioni, Martone e Sponchiado. Va bene, allora noi dobbiamo liberarci per il tiro da 3, Fabri, no? Sponchiado fa la rimessa, quindi probabilmente sarà per un'uscita di Marchioni, ma probabilmente Sponchiado dopo aver fatto la rimessa potrebbe essere la giocatrice libera. Proviamo a vedere la soluzione tattica che ha chiamato, che ha disegnato Coach Moretto. Palla a Maschietto proprio per Sponchiado che non prende il tiro da 3, passa il tempo, dobbiamo trovare un tiro con più rapidità. Sponchiado può attaccare l'area, sbaglia da sotto Marta purtroppo, e adesso dobbiamo fare fallo, dobbiamo fermare il tempo, sì. ovviamente. Purtroppo non comprendiamo del tutto questa scelta tattica da parte di Marta, Sai, ovviamente bisogna dire che anche sì. le avversarie in realtà ce l'hanno tolto il tiro da 3 venendo Sì. fuori forte a Ok. impedirci di tirare, quindi invitandoci anche eventualmente ad attaccare l'area. Qua dobbiamo far fallo se vogliamo provarci però. Purtroppo non lo stiamo facendo, il tempo passa e questo tiro ci condanna. Pietra tombale, almeno su questa Sì. partita, la numero 5 Emma Meggiolaro, 2008, freddissima, Esatto. 61-53. E quindi questa prima, Maschietto da 2. questo esordio in Serie B per BFC e Amaro, le Lupe si portano a casa il bottino in maniera impietosa. Hanno saputo gestire un vantaggio tecnico di partenza che sicuramente hanno alla luce sia dell'importanza delle giocatrici della loro compagine, sia anche dal punto di vista dei centimetri messi in campo. E adesso è un po' arrivato il momento, Fabri, prima della tua disamina finale, di andare a vedere chi tra le atlete in gara ha vinto. Allora, stiamo conteggiando gli ultimi voti, sondaggio. giusto? Chiediamo anche ad Andrea Grava, ci prendiamo un time out per conteggiare gli ultimi voti. Ci vediamo tra pochissimo. Pochissimo. Rimanete con noi. Allora, benissimo, siamo qui con la MVP della partita di oggi, Arianna Arado, benvenuta. Grazie. E complimenti. Ti aggiudichi la bottiglia del nostro sponsor Buzzo Wine. Grazie. Non la berrò, da buon atleta non si beve. Oppure si tiene per le occasioni speciali. Salutiamo anche i fotografi che ci stanno inquadrando. Allora Arianna, intanto per noi oggi è stato l'esordio in questa Serie B e quindi siamo un po' emozionati, diciamo, da tifosi di Conegliano per questo esordio. Tu hai calcato
perché importanti in questa tua carriera, pur da giovanissima, e alla luce della tua esperienza raccontaci cosa secondo te oggi è stata la chiave, qual è stata la chiave che vi ha permesso di portare a casa il bottino pieno. Allora, assolutamente è stata una partita super difficile e devo dire che Conegliano, la vostra squadra, è veramente tanto fisica e pressa tanto, emotivamente fa tanto, mentalmente si fa sentire, non solo fisicamente. Noi siamo state brave a non mollare perché è un po' abbastanza banale come cosa, però devo dire che tutte, dalla prima all'ultima, quelle che sono entrate, le più piccoline, anche quelle che magari hanno già fatto questo campionato da un po' di anni, sono entrate tutte con la voglia di cercare di rubare palla. Molte volte non ci siamo riuscite, ma abbiamo cercato sempre di restare lì e cercare di farci sentire anche noi, e fortunatamente questo alla fine poi ci ha permesso di vincere. Esattamente, abbiamo visto una grande intensità, oltre ovviamente a un vantaggio anche in centimetri che avete saputo usare molto bene, Assolutamente. e avete girato la palla in maniera molto veloce, trovando anche dei tiri aperti, quindi anche da parte nostra complimenti Grazie. per il vostro gioco e per il lavoro che Grazie, fate. grazie mille. Ci rivediamo prossimamente, Assolutamente. in bocca al lupo per il Grazie anche a campionato. voi. Ciao, Ciao. ciao. E così con Arianna, che si è presa meritatamente questo primo contest Buzzo Wine, andiamo a Grazie mille. salutare tutto il pubblico che ci ha seguito da casa. Salutiamo anche chi da domani poi ci seguirà per rivedersi la partita, e tutti gli amici nostri sostenitori. L'anno scorso è stato un campionato interessante per noi, ci ha messo a dura prova, ma sicuramente quest'anno ci sarà da soffrire, Fabri. Sì, però dobbiamo anche ricordare delle cose. Abbiamo giocato senza la nostra playmaker titolare dell'anno scorso, che è Maddalena Moretto, fuori per infortunio. Abbiamo giocato senza Silvia Ostan, che purtroppo ha subito un infortunio in precampionato, speriamo non grave, però stava facendo davvero bene, un ritorno il suo, ma era davvero in forma. Abbiamo un'altra giocatrice che è Giulia Vettori, che stiamo aspettando che recuperi completamente dal grave infortunio che ha avuto, che però è lì pronta ad inserirsi. Abbiamo giocato con Serena Marton, che non era al meglio perché anche lei ha avuto un leggero infortunio in settimana, e la stessa Capitan Marchioni avete visto che non era in perfette condizioni fisiche. Allora io dico questo: sicuramente ci siamo resi conto che il livello del campionato è più alto di quello dell'anno scorso e che quindi dovremmo fare qualcosa in più. Però a me l'approccio che abbiamo avuto non è dispiaciuto, soprattutto l'approccio iniziale. Abbiamo giocato contro una squadra sì giovane, ma allenata e organizzata davvero bene, con tanto talento. Dobbiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo, credo, sperare di recuperare le ragazze infortunate, e io credo che sicuramente potremo dire la nostra in questo campionato. Assolutamente, Fabri, quindi il messaggio è crederci sempre, non molliamo. È stato un esordio importante, abbiamo comunque fatto capire che questo campionato può essere casa nostra, e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Alla prossima partita, un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa, da Federico Cais, Fabrizio Torazza e il nostro genio della regia Andrea Grava. Un saluto a tutti.